Presidente, perché questa svolta? Io penso che sia nelle aziende in genere una scelta che si fa, cioè di guardare al futuro. Alle volte si viene criticati perché non c'è questa forza di cambiamento, per cui diciamo che noi vogliamo siamo un esempio, vogliamo essere diciamo, attuali nel proporre delle soluzioni per la continuità. Una scelta interna per il successore, un po' come sta avvenendo all'interno dell'entità della galassia Benetton. Ogni tanto ci sono delle critiche verso i grandi vecchi, no, che non si spostano mai, che si mantengono fissi alle sedie. Cioè, credo non è vero, insomma, non è nella logica. Lei però resta Presidente, pensa anche all'Università di Treviso? No. Io non ho mai pensato all'università, noi abbiamo parlato di accademia di paesaggio, cioè è un tema un po' nuovo, però al momento non abbiamo avuto nessun cenno. Lei è un ottimista, cosa ci dice della crisi? Beh, bisogna avere pazienza, cioè aspettare cercando anche di avere delle idee in più, insomma, di fare qualcosa per migliorare la situazione che ci capita in mano. Cioè, diciamo che se uno aspetta con pessimismo che i problemi si risolvano da soli, non sarebbe l'atteggiamento giusto, cioè bisogna fare qualcosa in più.